L'ultimo episodio in ordine di tempo sabato sera qui all'Eurospin di via Monte Ortigara, dove due banditi in fuga con 36 confezioni di grana padano sono stati bloccati da una guardia giurata, minacciata addirittura con un paio di forbici, momenti concitati con i due entrambi marocchini che alla fine si sono incastrati da soli, scegliendo come via d'uscita la porta d'ingresso che è rimasta chiusa, minuti che sono stati preziosi e che hanno permesso ai carabinieri di arrivare e di arrestarli. Un'altra sventata rapina dopo quella di venerdì poco distante in via Zara, nel negozio Air Beauty, dove uno dei due rapinatori è stato trattenuto dalla commessa e da alcuni commercianti della zona che oggi il sindaco ha voluto incontrare e ringraziare, ma contro l'escalation è pronta una task force. Ci incontreremo a breve con loro perché stiamo pensando tipo degli allarmi che scattano nel momento del bisogno o anche stiamo pensando a un servizio di guardiania magari nei pomeriggi o nelle ore serali dove avvengono più spesso questi fenomeni. Intanto sono stati intensificati anche i controlli al mercato contro gli scippi. Durante il mercato ci sono pattuglie che girano anche in borghese proprio perché la situazione venga monitorata e il cittadino deve essere assolutamente tranquillo nel venire al mercato. In via Zara, nel frattempo, Federica, la commessa che sogna di fare la carabiniera, ha raccolto i complimenti di tanti clienti. Veramente anche molte persone questa mattina mi ha fatto piacere.